Gentili amici in ascolto, un saluto da Claudio Costanzo, lieto di raccontarvi quanto accaduto nella nona giornata del campionato dei giovanissimi regionali al campo Madonna degli Ulivi di Via Grande in Catania. Ionia Calcio Riposta e Camaro si affrontavano in palio 3 punti per la rincorsa ai playoff. A quota 16 i ragazzi di Mister Giorgianni, a quota 12 quelli di Mister Bucciarelli, reduci dalla vittoria esterna sul campo della Messina Soccer School. Anche per i neroverdi un'ottima vittoria nel passato turno per 2-1 contro la Ionica. Passando a raccontarvi dei 22 in campo, troviamo per la Ionia Calcio Riposto Coco tra i pali, 2 Accorso, 3 Richichi, 4 Puglisi, 5 Petrella, 6 Caruso, 7 Grasso, 8 Longo, 9 Russo, 10 Cavallaro, 11 Laguzza. Risponde il Camaro con De Pasquale tra i pali, 2 Mendolia, 3 Foresta, 4 Parisi, 5 Fugazzotto, 6 Sottile, 7 Ferio, 8 Spadicchia, 9 Raspaolo, 10 Currò e 11 Rando. Dirigerà l'incontro il signor Luca Gabriel Cutrera della sezione 10 Reale, quando con l'ausilio dell'immagine a cura di Giuseppe Signorino possiamo passare a raccontarvi quanto è accaduto sul rettangolo verde, con la prima occasione che Di Marca ospite in questo traversone sul quale per poco non arriva Rando. E bravo Coco a smanacciare in corner. Sono ancora gli ospiti di Mister Giorgianni a creare le occasioni più pericolose in questa prima frazione di gioco. Qui ne ha avuta una clamorosa con il numero 7 Spadicchia, che ha calciato però addosso a Coco. Ionia che dall'altro lato sul binario destro riesce a trovare però un'ottima soluzione per andare al tiro, ed è quella che porta anche al gol del vantaggio dei ragazzi di Mister Bucciarelli, con Cavallaro che al 21esimo del primo tempo scavalca con un pallonetto l'estremo difensore del Camaro De Pasquale, portando in vantaggio i bianconeri. Camaro che si riaffaccia in avanti con questo schema da calcio piazzato. Ancora una volta però Coco è attento e fa buona guardia. Passando a raccontarvi quanto è accaduto nella ripresa, troviamo la Ionia Calcio che è già in vantaggio di 1-0 grazie al gol di Cavallaro, che continua a spingere sull'acceleratore. Le occasioni però per il Camaro di agguantare il pareggio ci sono e come. Qui il destro di Rando fa la barba alla traversa, dall'altro lato però si sviluppa in verticale l'azione della Ionia. Qui è provvidenziale De Pasquale in uscita a negare la gioia del gol. Intanto si operano i primi cambi per Mister Bucciarelli, con Previdera, con Piana che prende il posto di Coco e Platania quello di Cavallaro, quando dall'altro lato il Camaro ha ancora un'occasione. Ionia che però non ci sta, vuole chiudere i conti e ci riesce con questa azione sviluppata in verticale che libera al tiro il proprio bomber Flavio Russo, che col mancino fredda per la seconda volta De Pasquale. 2-0 Ionia Calcio, che con questi 3 punti salirebbe virtualmente a quota 15 in classifica. Si fa lucidare la scarpa il numero 9 di Mister Bucciarelli, che ha messo in discesa la partita grazie al suo gol. Non è sazia però la Ionia Calcio, e qui trova ancora un'azione interessantissima sul binario mancino. De Pasquale però ancora una volta deve fare gli straordinari. Altro cambio intanto per Mister Bucciarelli, con Ravisarda che prende il posto di Grasso, quando Flavio Russo si inventa questo Eurogol alla Zlatan Ibrahimovic. Splendida la sua semisforbiciata che bacia la traversa e gonfia la rete per il 3-0 dei padroni di casa. Doppietta di Flavio Russo, pratica archiviata, 3 punti in cascina per i ragazzi di Mister Bucciarelli, che nel finale faranno anche staffetta tra i pali con Previdera che prende il posto di Coco. La timida reazione del Camaro è affidata ancora una volta al proprio capitano, il numero 9 Rando, che però quest'oggi non è riuscito a centrare lo specchio della porta in più occasioni. Ionia Calcio che allora anche l'occasione nel finale gli rende il risultato più rotondo. Sarà questa l'ultima emozione della gara. Finisce al Madonna degli Ulivi di Via Grande Ionia Calcio 3, Camaro 0 a segno Cavallaro, e la doppietta di Russo per i ragazzi di Mister Bucciarelli, che volano a quota 15 punti in classifica e nella prossima giornata faranno visita al Junior Calcio Cireale. Augurandoci una lieta visione, allora da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.